Temporali, grandinate e trombe d'aria, fenomeni che in Veneto negli ultimi tempi hanno creato grossi disagi ma anche tanti danni. Sì, c'è da ricordare un fatto anche abbastanza preoccupante, critico, che nel 2017 gli effetti di instabilità più frequenti, diciamo la regione più colpita da questi effetti di instabilità anche intensi che hanno provocato danni, è stato proprio il Veneto. Quindi siamo la prima regione più colpita da questi cambiamenti climatici. Estati anomale come questa, dove al grande caldo si alternano serate da incubo con forti temporali, raffiche di vento e piogge torrenziali, vere e proprie tempeste che hanno messo in ginocchio comuni interi. E molte sono le amministrazioni che hanno dovuto chiedere lo stato di calamità naturale. Ma la brutta notizia è che questi fenomeni non ci lasceranno. E ci dovremmo abituare perché proprio gli effetti del cambiamento climatico, al di là dell'aumento graduale della temperatura, sono questi fenomeni di instabilità che sono sempre più frequenti, quindi intensi e soprattutto ai temporali, che sono anche un effetto del bel tempo in certi casi, però proprio per questi cambiamenti diventano sempre più intensi e si associa una caduta, una precipitazione abbondantissima, quindi abbiamo che addirittura in un'ora, in 2 ore, in 3 ore cade una quantità di acqua, di pioggia, pari a quella che normalmente cadrebbe magari in un mese e mezzo. Intanto guidiamoci il caldo ed il sole, almeno per i prossimi giorni, spiega Iannicelli. Temperature con valori molto alti, oltre i 30 gradi. Ma per non farci dimenticare il maltempo, i primi di agosto potranno esserci altri temporali. Ma poi tornerà a splendere il sole. Insomma, dovremo abituarci a queste estati davvero pazze.